raga, ciao a tutti del commentario veneziano, siamo al Mugello e Fioi, ho cannato in pieno la Q2, siamo dodicesimi, ho sbagliato, ho fatto un errore e l'ho pagata cara. La maledizione del campione del mondo continua, Festa diluvia, quindi tempo bruttissimo. Cerchiamo di fare una bella gara, ma Festa mondiale sta prendendo una brutta piega, non tanto per i punti che siamo ancora vicini, ma quanto per la sfiga che comincia a essere abbastanza pesante. Andiamo Fioi, rock and roll. Ok ragazzi, andiamo sotto il diluvio italiano, l'altro ho vinto qua. Quest'anno Ugazzi. Vai. Si parte signori, Gran Premio del Mugello. L'altro anno veneziano ha vinto pilota italiano, moto italiana, circuito italiano, è stata una roba epicas. Quest'anno sarà dura. Forse quasi era meglio la Ducati, porca trota. Qua però fa un monta incredibile, siamo già 6 posizioni recuperate in una curva. Col diluvio forse possiamo fare qualcosa. Lorenzo già in fuga, il Magnifico già in fuga, super gara alle Mans ragazzi tra Lorenzo e Veneziano, sarà un duello epicus, però ha vinto Lori, qua voglio vincere io. Ma sono in casa cazzo. Voglio la seconda vittoria stagionale, comincia a piovere, torna a piovere. Mamma mia, sarà veramente durissima. Sarà durissima raga, ma il Kuma ci prova. Campionato molto aperto, forse il più aperto finora di tutti. Ancora tutti vicinissimi. Modi. Campione del mondo in carica per superare Vale. Comunque Valentino ormai ha detto che il veneziano è il mio erede, già 2 titoli mondiali vinti. One phenomenous, nell'inglese puro dire, anche rossiano. Qua il come ne supera di uno colpo solo, signori, che manovra. Ok. Wonderful, wonderful. C'è Lorenzo il Magnifico, c'è il Magnifico da superare. Vuole prendere molto interna, Rossi e Lorenzo molto larga. Ma nel Mugello veramente è ricoperto d'acqua. Un Mugello irriconoscibile. 3 ragazze che sono là, hashtag le ragazzette del cuore. Tutte là pronte, già bagnate di suo, più il bagnato della pista, ciao. E si gode, giro record di Venezuela. Sta pagando purtroppo la non qualifica positiva. Lorenzo sembra veramente in forma, eh? Il Magnifico sembra in forma. Non mi piace. Lorenzo è forte, non c'è niente da fare. Non so se come sta studiando qualcosa. Adesso c'è la possibilità di superarlo, se è meglio accontentarsi dell'ennesimo secondo posto. Mamma mia, che proprio la pista è veramente dura. La Marquez subito che tenta il cordolo. Sta attento, Vecio. Questa è la curva che mi ha dato l'errore che non sono riuscito a qualificarmi bene, anche se non era un giro da pole, però potevo avere quarto o quinto forse, a occhio. Bravo, questa è la curva dove recupero la chicane come indiana. Ancora duello con Lorenzo Epicus, dai che poi arriva il duello Epicus al final lap come indiano. Qua ho frenato perché per non sbagliare, per non cadere. Che rabbia. Vediamo se Lorenzo mantiene il giro record. Siamo vicini. Giro record di veneziano, ritorniamo con il fastest lap, questa è una buona notizia. Eravamo noi favoriti, stiamo perdendo altri 25 punti, incredibile. Non so più cosa dire ragazzi, la sfiga continua.
Figa paurosa, signori. 2 volte campione del mondo. Sfida con Lorenzo. Che ha già vinto anche i 2 titoli nella carriera come indiana. No? Lungo. Niente da fare, signori, niente da fare. Quanti deraponi, quanti traversoni, fiori, mamma mia. Lorenzo ne ha di più. Lorenzo ne ha di più, anche se il giro record è mio, ma Lorenzo ne ha di più. Questo è lo sport. Ennesimo traversone. Le gomme non ci sono più. Le gomme non ci sono più. Non so, riesco a avvicinarmi un po', non dico tanto, ma un pochino. No, non posso neanche rischiarla, signori. No. Signori, terzo, secondo posto di stagione. Lorenzo vince ancora, non c'è nulla da fare, signori. Vai, secondo posto. Niente, siamo abbonati ai secondi posti quest'anno. Marquez quarto, questo è positivo. Siamo ancora a meno 10 da Lorenzo, mamma mia che sfida. E comunque Rossi appena si mette al primo posto. Tutti da Pedrosa però il vuoto. 2 spagnoli, 2 italiani, solita lotta. E Lorenzo sta facendo una stagione fino adesso mostruosa. Complimenti a Lori. Però adesso mi becco un podio comunque, dai, buono, 2 podi consecutivi. Adesso andiamo in Catalogna perché dovrebbe esserci Catalogna adesso, se non ricordo male. Ottimo secondo posto. Gli applausi del e deve iniziare la mia stagione a Catalogna per vincere. Ricorda che se pieghi su un tratto di pista sconnesso l'aderenza sarà minore, grazie. Tattarero. Eccolo qua, prossimo, ecco, questo ragazzi è l'ultimo Gran Premio così, qua una gara e poi mi fermo con le registrazioni di MotoGP e riprendiamo da Assen con la triplata comendiana. Ok, raga, un saluto dal comendone veneziano. Ciao!